Un'app per la localizzazione dei siti da visitare sul posto pannelli, da dove si possono scaricare immagini visive con vere e proprie guide virtuali. Punta sul turismo 2.0, il progetto Tech Tourer studiato da Regione e Unioncamere del Veneto, con due percorsi, un itinerario romano e un itinerario bizantino, sviluppati nei luoghi archeologici più importanti del veneziano: Forte Marghera, Quarto d'Altino, Noventa di Piave, Concordia Sagittaria. Le applicazioni tecnologiche oggi sono una nuova frontiera per i turisti, non ancora molto sfruttate, ma tramite progetti europei come il Tech Tour speriamo convoglino nuovi interessi e nuove esperienze visive per i turisti. Un'iniziativa sviluppata da giovani ricercatori rivolta ai giovani, che punta a un turismo culturale ben identificato. Punta molto ai giovani, a chi usa le nuove tecnologie, al turista cosiddetto 2.0 che è in grado di percepire tramite il proprio materiale telefonico, il proprio telefono, l'esperienza visiva che il progetto offre e di scaricare le applicazioni che sono state prodotte. Un progetto pilota a basso costo e sostenuto dall'Unione Europea, realizzato in collaborazione con i Friuli Venezia Giulia. Abbiamo anche un partenariato adriatico con la Croazia, l'Istria, la Slovenia, ma anche la Serbia, che ha attuato la tecnologia, appunto l'applicazione che è il principale risultato di questo progetto.